14 contagi in più oggi in Calabria, 21 ricoveri negli ospedali, nessuno in terapia intensiva, ma da Reggio a Cosenza crescono le aree a rischio. 2 sbarchi in Calabria in meno di 24 ore, migranti giunti a Caulonia e Crotone. Donna trovata in casa con il cranio fracassato nel centro storico di Belvedere, i carabinieri seguono la pista dell'omicidio passionale. Diversi roghi hanno distrutto ettari di macchia mediterranea in Calabria, paura a Rende dove le fiamme hanno minacciato le abitazioni. Protesta stamattina a Cosenza dei produttori e coltivatori che vendono i loro prodotti in via Asmara, chiedono al comune di individuare un'altra area. I docenti di sostegno della provincia di Cosenza hanno protestato davanti al provveditorato "Non vogliamo andare al nord". Ben ritrovati dalla redazione del TG10. Ancora i numeri del contagio in primo piano calano, per fortuna questi numeri, quindi i contagi sono in calo, ma resta il preallarme in Calabria. Oggi lo avete sentito, sono 14 in più i contagi e poi ci sono 21 ricoveri negli ospedali, nessuno in terapia intensiva. Cominciamo da qui, dal bollettino della Regione Calabria. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 153.811 tamponi, le persone risultate positive al coronavirus sono 1.491, 14 in più rispetto a ieri, quelle negative sono 152.320, territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro 9 in reparto, 7 in isolamento domiciliare, 186 guariti, 33 deceduti, Cosenza 8 in reparto, 41 in isolamento domiciliare, 446 guariti, 34 deceduti, Reggio Calabria 3 in reparto, 82 in isolamento domiciliare, 284 guariti, 19 deceduti, Crotone 1 in reparto, 10 in isolamento domiciliare, 116 guariti, 6 deceduti, Vibo Valentia 8 in isolamento domiciliare, 82 guariti, 5 deceduti. In totale sono 21 i ricoveri nella nostra regione, nessuno in terapia intensiva. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 3.202. L'impennata di contagi che si sono registrati ieri ha fatto davvero paura e ci sono aree della Calabria molto osservate, sotto stretta sorveglianza. Vediamo. Preoccupano e non poco i numeri del contagio registrati ieri dal bollettino regionale, un più 34, che crea allarmismo visto che alle nostre latitudini questi casi di positività non si sono mai certificati se non in piena pandemia. Una nuova ondata che fa temere per la sanità tanto fragile nella nostra regione. Proseguono la serie di tamponi effettuati anche in queste ore e sono 2 le situazioni abbastanza critiche, quella dei 22 positivi rilevati dall'ASP di Reggio Calabria, 13 dei quali apparterrebbero al focolaio di Oppido Mamertina, 5 nuclei familiari colpiti, fra cui un assessore della giunta comunale. Oltre agli sbarcati dell'ultima ora, fra il Reggino e il Crotonese c'è una sorta di focolaio su cui uomini della task force dell'ASP di Cosenza stanno effettuando tutte le ricerche epidemiologiche del caso. Quello del CAS di Rende, sono attesi i risultati dei 77 tamponi effettuati sugli ospiti per accertare eventuali positività. Intanto a Catanzaro sono 11 nuovi casi positivi accertati in queste ore, mentre per quanto concerne i controlli eseguiti fuori regione, 29 pugliesi rientrati da un viaggio in Calabria sono positivi al Covid. Una di loro è un'infermiera in servizio presso il pronto soccorso dell'ospedale Mater Dei di Bari, che è stato chiuso per precauzione almeno fino a domani. In queste ore nel nosocomio saranno sottoposti a tampone tutti gli operatori, gli ambienti sono stati sanificati e verranno eseguiti anche i test sui pazienti che sono stati in contatto con l'infermiera rientrata da un viaggio organizzato nella nostra regione. E ancora preoccupano gli sbarchi
che si susseguono in Calabria. Oggi a Kaulonia c'è stato uno sbarco di 48 persone, c'erano anche donne e bambini, è stato fermato il presunto scafista. Vediamo. Intanto una buona notizia: i 7 migranti sbarcati insieme ad altre decine di persone sulla spiaggia di Kaulonia Marina nella notte tra sabato e domenica e sottoposti al tampone anti-Covid sono risultati negativi. La notizia tranquillizza l'amministrazione comunale guidata da Cheti Belcastro, che comunque aveva attivato una perfetta rete di soccorsi, e la popolazione che temeva il rischio di un focolaio interno. Questa notizia dunque conferma che in ogni caso l'attività di prevenzione sta funzionando molto bene. Inoltre bisogna considerare che i carabinieri della compagnia di Roccella e del comando gruppo di Locri hanno arrestato nella serata di domenica lo scafista che aveva appunto concluso lo sbarco sulla spiaggia del centro ionico. La notizia è stata confermata ieri sera e stamattina ha avuto ulteriori conferme. Quindi una situazione, come detto, che sta rientrando. Nel frattempo bisogna dire che i migranti che erano sbarcati a Kaulonia saranno accolti da diversi centri dislocati sul territorio regionale. Lo sbarco di Kaulonia è avvenuto meno di 24 ore dopo quello che aveva visto come approdo il Porto delle Grazie di Roccella Ionica. Ricordiamo che una imbarcazione, un veliero, era stato avvistato dalla Guardia Costiera e quindi accompagnato in porto. Una situazione dunque tra Roccella e Kaulonia sotto controllo, e questa certamente è una notizia che dà speranza anche sul fronte prevenzione. E oggi nuovo sbarco anche a Crotone dopo la tragedia avvenuta ieri in cui hanno perso la vita 3 migranti. Proseguono le ricerche del disperso, anche se i soccorritori cercano di ricostruire con esattezza in queste ore i numeri dei migranti a bordo del natante che ha preso fuoco, e la procura ha aperto un fascicolo d'inchiesta. Vediamo. Nuovo sbarco di migranti a Crotone, il quarto in 15 giorni. Circa 80 sono stati intercettati al largo di Capo Cimiti nel territorio di Isola Capo Rizzuto su un'imbarcazione proveniente dalla Turchia, e che dopo una serie di controlli di routine verranno ospitati momentaneamente nel CARA di Sant'Anna. Ecco mentre giungono in porto a Crotone, fra loro uomini, donne e bambini, accolti dagli uomini della Guardia Costiera, oltre che dal dispositivo delle forze dell'ordine coordinato dalla Prefettura di Crotone e dalla Croce Rossa, che ha provveduto a prestare le prime cure prima di sottoporre tutti a tampone come da protocollo anti-Covid. È una situazione estremamente sotto controllo, non abbiamo particolari criticità al momento, quindi riconosciamo comunque in una seria professionalità da parte di tutti, da parte delle forze dell'ordine, da parte della stessa prefettura che ci coordina, e quindi noi cerchiamo di fare il nostro meglio. Non abbiamo criticità particolari, bisogna riconoscerlo. Proseguono intanto le ricerche dalle prime luci dell'alba della persona che risulta ancora dispersa nella zona di mare fra Isola Capo Rizzuto e San Leonardo di Cutro, dove ieri è affondato in seguito ad un incendio il veliero con a bordo dei migranti. Un incidente che ha causato la morte di 3 persone, 2 uomini e una donna, che ancora non risultano identificate, e il ferimento di 2 finanzieri impegnati nelle operazioni di recupero. Le ricerche proseguiranno nei prossimi giorni, anche se i soccorritori e gli investigatori iniziano a ritenere che non ci siano dispersi a causa delle difficoltà a ricostruire i numeri esatti relativi ai migranti a bordo del natante. Secondo le testimonianze dei migranti, 21 nel computo totale, 3 deceduti, 5 feriti e 12 trasferiti al CARA. Mancherebbe una persona. 2 dei migranti feriti restano però in gravissime condizioni. Uno di loro è stato trasferito al reparto grandi ustionati dell'ospedale Perrino di Brindisi. La procura di Crotone ha aperto un fascicolo contro ignoti per favoreggiamento all'immigrazione clandestina e per morte in conseguenza di altro reato. Il sostituto procuratore che coordina le indagini affidate alla squadra mobile in collaborazione con il ROAN della Guardia di Finanza ha disposto anche il recupero del relitto per verificare le cause dell'incendio e della successiva esplosione. Disposta anche l'autopsia sui corpi delle 3 persone decedute.
Sarà l'esame autoptico a stabilire l'esatta causa della morte della 56enne bulgara trovata cadavere nella sua abitazione ieri a Belvedere Marittimo sul Tirreno Cosentino. La pista battuta dagli inquirenti è l'omicidio per motivi passionali. Vediamo. Questa che vedete è la casa dove ieri nel primo pomeriggio i carabinieri di Belvedere Marittimo hanno ritrovato il corpo senza vita di Anelia Dimova, una cittadina bulgara di 56 anni. Secondo una prima ricostruzione, qui nel centro storico della cittadina del Tirreno Cosentino viveva la donna che, secondo una prima ricostruzione, è stata ritrovata nel proprio letto con il volto coperto da un fazzoletto. La causa della morte, da una prima analisi del medico legale, è da attribuirsi a diversi colpi alla testa, inferti probabilmente con un oggetto contundente. Non si esclude nessuna ipotesi e i carabinieri della compagnia di Scalea, coordinati dalla Procura della Repubblica di Paola, diretta da Pierpaolo Bruni, stanno cercando di ricostruire gli ultimi istanti di vita della donna per risalire all'assassino. Al vaglio degli investigatori anche eventuali registrazioni di telecamere di videosorveglianza poste nelle vicinanze. Sarà l'esame autoptico che verrà eseguito nelle prossime ore a chiarire le cause della morte, ma l'ipotesi più accreditata è quella dell'omicidio. Chi e perché ha commesso questo delitto lo stabiliranno le indagini serrate che proseguono a tutto tondo senza tralasciare alcuna ipotesi. Vengono ascoltate le persone più vicine alla 56enne perché l'autore del delitto è da ricercare in ambito privato e l'ipotesi è quella di un delitto passionale. Adesso un'altra emergenza, quella degli incendi. La Calabria è stata veramente lo scenario di tanti roghi nelle ultime ore. Arrende la paura perché le fiamme hanno minacciato le abitazioni. Vediamo. Fiamme alte divorano gli alberi, il fumo nero e denso in un primo pomeriggio infernale. Oggi in contrada Santo Stefano di Rende i vigili del fuoco al lavoro con le idrovore per addomare l'incendio e proteggere le abitazioni. Il rogo ha minacciato le case, i residenti hanno cercato di dare manforte ai soccorsi, secchi pieni d'acqua e pompe da giardino per bagnare il terreno e fermare l'avanzata del fuoco, aria irrespirabile e mani per proteggere la bocca. Il peggio è stato evitato, ma ettari ed ettari di macchia mediterranea è andata distrutta. Oggi come ieri, altra giornata difficile per i roghi divampati in tutta la regione, particolarmente colpita la provincia di Cosenza. Quelli che vi mostriamo sono i Canadair in azione a Pianette di Rovito, dove le colline hanno cambiato colore dal verde al nero in ore di lotta con il fuoco. Solo a tarda sera si è tornati alla normalità. Una domenica al Cardiopalma, anche a Montalto Fugo e Saracena, caldo o matrice dolosa, resta il prezzo alto che ogni anno paga la nostra terra. Le proteste adesso chiedono spiegazioni sulle assegnazioni provvisorie. I docenti che dovranno raggiungere la sede di titolarità in città del centro-nord per una mera presa di servizio, con i rischi, sottolineano, derivanti dall'attuale situazione di emergenza sanitaria. Questa mattina il sit-in dinanzi alla sede dell'ATP. Vediamo. Docenti in piazza questa mattina davanti alla sede dell'ATP. Sono migliaia in provincia di Cosenza gli insegnanti che dovranno raggiungere la sede di titolarità in città del centro-nord per una mera presa di servizio. Ma i posti disponibili ci sono sul territorio? Da un censimento effettuato di tipo informale ma abbastanza affidabile, sappiamo che i posti dovrebbero essere presenti in numero di gran lunga superiore a quelle pubblicate nelle disponibilità da parte dell'ATP di Cosenza. Di fatto sta avvenendo una cosa per noi drammatica, in cui circa 800 posti non sono stati considerati nelle disponibilità a livello provinciale, sostegno in modo specifico, quindi va ad amplificare ancora di più quella che può essere non solo il disagio del docente costretto ad andare, come dicevo prima, a fare una presa servizio nelle scuole dove purtroppo c'è ancora in atto focolai dettati da questa pandemia, diciamo, ma soprattutto
ad creare un disagio notevole all'avvio dell'anno scolastico nelle scuole anche qui nella provincia di Cosenza. I docenti evidenziano poi i rischi derivanti dall'attuale situazione di emergenza sanitaria. Il rischio di fondo qual è? È che noi possiamo, in un sistema in cui ci hanno sconsigliato vivamente gli assembramenti, ci costringono decine, centinaia di migliaia di docenti a muoversi per l'Italia, andare a fare delle prese di servizio in presenza, con collegi docenti poi online, questo è anche il paradosso, e magari ritornare con dei focolai di rientro perché magari, o addirittura essere bloccati lì perché magari si andrà a contrarre, nessuno se lo augura nell'interesse di tutti, magari il Covid-19. Gli insegnanti chiedono adesso spiegazioni sulle assegnazioni provvisorie. Noi siamo qui per ribadire la necessità di un confronto, di trasparenza, di richiesta di tempi che oggi dovrebbero scadere, perché le operazioni di assegnazione e mobilità di fatto, nell'organico di fatto, terminerebbero il 31. Quest'anno ci sono anche degli errori sulle assegnazioni provinciali e sulle utilizzazioni, quindi non abbiamo ottenuto nessun contatto, nessun incontro, perché il Covid sembrerebbe non prevederlo, ma anche ai tentativi di dialogo telefonici tramite mail e tramite PEC non abbiamo avuto risposta. E questa mattina la protesta di produttori e coltivatori che hanno portato la loro merce davanti al comune di Cosenza per chiedere uno spazio in cui lavorare. Chiuso lo storico mercato di Via Asmara, l'amministrazione aveva proposto lo spazio dell'Arenella, spazio secondo i produttori inadeguato. Giovedì un nuovo incontro in comune, vediamo. Frutta e verdura vendute in Piazza dei Bruzzi e la protesta dei produttori e dei coltivatori che da anni vendono i loro prodotti nello storico mercato di Via Asmara a Cosenza, che però è chiuso da mesi. L'amministrazione comunale ha proposto lo spazio dell'Arenella, che presenta però, sottolineano, problemi di spazio e accessibilità. All'Arenella sono circa 34-39 posti, più di queste non sono, e poi 1 metro per 1 metro. Non esiste proprio, c'è solo un'entrata, se succede qualcosa non può arrivare in ambulanza, non può entrare, se si incrociano 2 mezzi non si esce. Sono circa 75 i produttori che chiedono risposte immediate. Che questo noi avevamo, pensione ancora non avevamo. A 60 anni non è che può avere una pensione. E abbiamo avuto delle perdite, purtroppo andando in giro così per le strade non si vende la roba, si vuota e si butta. Ci sono aziende che hanno storia quarantennale che vendono, cioè padre in figlio e anche acquirenti da padre in figlio. È un danno soprattutto per chi compra, anche per chi vende, ma per chi compra non ha più una sorta di servizio pubblico che gli veniva offerta. Non c'è al momento uno spazio dove questi produttori possono svolgere regolarmente la loro attività, vendono i loro prodotti su questa strada nei pressi del mercato di Via Asmara, ma guardate in che condizioni. Noi non possiamo stare in mezzo alla strada come ci hanno mandato, e non solo in mezzo alla strada, dentro quella spazzatura. Chi vive nei pressi dell'Arenella poi sottolinea gli eventuali disagi che comporterebbe spostare il mercato in quella zona, non solo per i produttori ma anche per i residenti. Ci sarà sicuramente moltissimo rumore, confusione la mattina presto, tutte le mattine. Non è pensabile nell'era del furgone, del camioncino, proporre di andare a infognarsi lì con dei mezzi di trasporto che non ci possono passare. Una delegazione questa mattina è stata ricevuta dal sindaco Chiuto, dall'assessore Pastore e dal dirigente Giovinazzo. Pare ci sia disponibilità da parte dell'amministrazione a trovare una soluzione concreta. Giovedì noi avremo un altro incontro in comune alle 12 perché si stanno valutando altre ipotesi rispetto all'Arenella, anche per costruire definitivamente una zona mercato per i produttori e i coltivatori che rimanga per sempre, sia un'area dignitosa sia per chi lavora sia per le persone che andranno lì ad acquistare. Alleggeriamo il tono, ci spostiamo a Roseto Capospulico dove si è tenuta una ricca stagione di eventi che si avvia a conclusione. È ora di fare i primi consuntivi, vediamo. Possiamo sognare un uomo più forte che vinca il destino, che uscì dalla morte. Chiusura di gran classe al Rumori Mediterranei, il Jazz Festival di Roccella Ionica, Brunori Sass,
protagonista della serata conclusiva. Edizione 2020 di grandissimo successo, apertura con Renzo Arbore, prosieguo con Rossana Casale, Mariella Nava e Grazia Di Michele, poi Tony Esposito ed inoltre i più grandi gruppi jazz che circolano nel mondo. Insomma, un cartellone straordinario messo su da Vincenzo Staiano, direttore artistico, e dai suoi collaboratori. Certamente dopo una fase di crisi, talvolta le crisi sono fisiologiche, il Festival Jazz di Roccella Ionica Rumori Mediterranei è tornato alla vita e allo splendore che merita, e la chiusura ieri sera con Bruno Risas è stata certamente la conferma dell'ottimo lavoro svolto. Una serata meravigliosa con l'artista cosentino che ha letteralmente incantato il pubblico. Tra pop, jazz e soprattutto poesia, magia, musica e ovviamente talento, la serata è stata meraviglia autentica. Sold out dopo soli 2 giorni dalla messa in vendita dei biglietti, quindi la conferma ulteriore della grandezza e del grande affetto che il pubblico nutre per Bruno Risas. Una band bellissima, ben coadiuvata, ben affiatata, che dà veramente emozioni. Insomma, a Roccella ieri sera l'incanto dell'arte, del talento, firmato Bruno Risas. E tutto sembra essere bellissimo e sembra non dover finire mai. E questo invece era il concerto di Brunori a Roccella per il Roccella Jazz. Torniamo a Roseto Capospulico, dicevamo siamo questa volta nel Cosentino, la ricca stagione di eventi ed è tempo di bilanci, vediamo. Si avvia alla conclusione la ricca stagione di eventi estivi messi in campo dall'amministrazione comunale di Roseto Capospulico. Ci avviciniamo alle ultime battute del nostro programma estivo in attesa di Start 2021. Roseto non ha voluto assolutamente rinunciare ad accompagnare il soggiorno dei nostri ospiti, ma soprattutto a sostenere quelli che sono stati i settori insieme ad altri maggiormente colpiti, quali il settore dello spettacolo, dell'arte e della cultura. Stasera ospitiamo il Peperoncino Jazz Festival, che ormai da 18 anni è la rassegna musicale che rafforza il legame che c'è tra il territorio, l'autenticità dei territori e le peculiarità architettoniche, artistiche e storiche. La stagione 2020 a Roseto Capospulico ha fatto registrare un significativo incremento di turisti, visitatori e cittadini temporanei. Dati importanti di cui tener conto nelle scelte future dell'amministrazione comunale. Abbiamo sperimentato delle location nuove nel borgo autentico Piazza Immacolata Concezione, che ha ospitato appunto degli eventi culturali ma anche di intrattenimento. In Marina abbiamo sperimentato, l'esperimento è riuscito benissimo, il Parco Qualità della Vita, e sicuramente l'anno prossimo utilizzeremo questo momento come una prova che è stata sicuramente positiva. Ci spostiamo a Cerisano per un'iniziativa dal titolo L'Unical nel Borgo, vediamo. L'Unical nel Borgo è stato questo il tema di una bella iniziativa ospitata a Palazzo Sersale di Cerisano, che ha voluto celebrare con una pergamena commemorativa tutti i laureati cerisanesi. È un'occasione che ci è stata proposta da un'associazione, l'Associazione Internazionale Amici dell'Unical, di fare promozione intanto dell'università, ma soprattutto di portarla in un comune limitrofo in un certo senso, quindi nel nostro bellissimo Palazzo Sersale, con un duplice scopo, sia quello di fare certamente promozione dell'università e premiare, dare un attestato di riconoscimento a tutti i ragazzi del paese che hanno conseguito la loro agognata laurea, ma soprattutto è un modo anche per sottolineare la centralità, l'importanza che deve avere l'università, soprattutto a queste latitudini. Studiare, impegnarsi è qualcosa di fondamentale per le nuove generazioni, ne siamo straconvinti, e quindi anche attraverso queste manifestazioni si prova a far sì che questo messaggio possa passare.
fare. Attraverso la cultura, attraverso lo studio, attraverso la ricerca si può pensare di fare uno scarto in avanti anche nella nostra Calabria. È opportuno sottolineare che, nonostante il numero elevato di partecipanti all'evento, sono state applicate e rispettate rigorosamente tutte le misure di sicurezza per contrastare la diffusione del Covid-19. Ora la nostra consueta rubrica con la borsa, vediamo. Chiusura in calo per le borse europee. L'azionario globale archivia comunque il mese di agosto con una performance positiva. La diffusione della pandemia resta sotto osservazione, ma la ripartenza dell'economia dopo il lockdown, i progressi sul fronte del vaccino e il sostegno di governi e banche centrali hanno contribuito al recupero degli ultimi mesi. Sul fronte macro, la lettura finale relativa al PIL italiano del secondo trimestre ha invece evidenziato un crollo del 12,8% rispetto al meno 12,4% precedentemente stimato. Anche l'indice dei prezzi al consumo armonizzata all'Unione Europea è risultato sotto le attese ad agosto, a meno 1,3% su base annua. Restano sotto osservazione i rapporti tra Stati Uniti e Cina, con il social TikTok sotto i riflettori, dopo che Pechino ha aggiunto ByteDance alla lista di società tecnologiche su cui è obbligatorio il parere del governo in caso di vendita. Il FTSE MIB di Milano termina in ribasso dell'1%, sottotono come il DAX di Francoforte a meno 0,7%, il CAC 40 di Parigi a meno 1,1%, l'Ibex 35 di Madrid a meno 2,4%. Chiusa Londra per festività. Oltreoceano, Wall Street viaggia contrastata con il Dow Jones a meno 0,9% e l'S&P 500 a meno 0,2%, mentre avanza ancora il Nasdaq a più 0,4%. Sul Forex l'euro-dollaro sale a 1,194, mentre il cambio tra biglietto verde e yen oscilla in area 106. Tra le materie prime, in marginale rialzo le quotazioni del greggio, con il Brent a più 0,4% a $46 e il WTI a più 0,6% a $43,2 al barile. Sull'obbligazionario lo spread BTP-Bund si amplia oltre 148 punti base, con il rendimento del decennale italiano in rialzo all'1,09%. Tornando a Piazza Affari, gli acquisti premiano Diasorin a più 3,9% dopo le recenti vendite, seguita da Amplifon a più 1,5% e Campari a più 1,4%. Sottotono invece Biper a meno 3,3% e Atlantia a meno 3,7%. Grazie e buon proseguimento di serata. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Una profonda saccatura atlantica nella giornata di lunedì transiterà sulla nostra penisola, apportando maltempo su gran parte del centro-nord. Il fronte freddo associato a questa perturbazione attraverserà la nostra regione nella tarda serata di lunedì, provocando l'afflusso di venti di maestrale che faranno abbassare le temperature su valori che comunque si limiteranno a rientrare nelle medie del periodo. Domani parzialmente nuvoloso su Catanzarese, Tirrenico, Vibonese e Reggino Tirrenico, nonché su Basso Cosentino Ionico e Crotonese. Altrove sereno o poco nuvoloso, temperature in deciso calo, su valori in media o poco al di sotto. Passiamo a mari e venti. Domani al primo mattino il Mar Tirreno si presenterà molto mosso, mentre lo Ionio sarà mosso. In ogni caso tutti i mari vedranno diminuire il loro moto ondoso. I venti sul Tirreno soffieranno da nord-ovest deboli o localmente moderati, mentre sullo Ionio cambieranno la loro direzione più volte nella giornata. Per ulteriori approfondimenti vi mando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie a regia Michele Cava, immesso in onda Francesco Camposani, noi vi auguriamo un buon proseguimento.